Incinta a 13 anni, i servizi sociali la affidano ad una comunità, lei è una bambina Sinti, il fidanzato 32enne e i familiari la rivogliono indietro, è successo a Cittadella. Un arresto, 5 indagati ed il sequestro di 31.000 pasticche di metanfetamina, nota come droga della pazzia, è il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Venezia tra Mestre e Roma. Una donna di Torri di Quartesolo è stata rapinata da un uomo che l'ha minacciata con una siringa mentre andava a prendere l'auto parcheggiata in strada. Misero il bottino, solo 10 euro, ma attimi di terrore per la signora. Maltrattamenti su un 85enne da parte del figlio che gli infliggeva anche scariche elettriche con il taser. L'uomo 50enne è stato condannato a 3 anni, è successo a Treviso. Potrebbe essere un sabato di tensione il prossimo a Padova dopo lo sgombero dell'ex torrefazione Vescovi. I militanti della Gramigna hanno organizzato una protesta. La gestione dell'accoglienza dei migranti nell'ex hub di Cona ha chiesto rinvio a giudizio per 3 ex prefetti e per 4 funzionari, tutti della prefettura di Venezia. Una prima serata tutta dedicata al disastro del Vajont, quella di ieri sulla nostra emittente, record di ascolti con i nostri documentari per raccontare la tragedia del Vajont e per non dimenticare le vittime. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali, la cronaca in primo piano con la vicenda che vede protagonista una bambina di appena 13 anni rimasta incinta. L'ospedale chiama i servizi sociali che la affidano ad una comunità. Lei è una ragazzina Sinti, il fidanzato 32enne e i familiari la rivogliono indietro e si sono affidati ad un legale. Successo a Cittadella nel Padovano. Sentiamo. Una ragazzina nomade di 13 anni, incinta, dopo l'ultimo controllo al pronto soccorso è stata presa in carico dai servizi sociali e affidata a una struttura protetta, lontana dai genitori e dal fidanzato, un Sinti di 32 anni. Familiari e padre del nascituro, che vedrà la luce a novembre, non accettano questa soluzione e rivogliono subito la ragazzina. Pare temano di non rivederla più e che siano convinti che il personale della struttura che la ospita le dirà che i suoi non le vogliono più bene. La tredicenne appartiene a un gruppo di Sinti che si sposta tra Cittadella e Bassano, lungo il Brenta. Secondo quello che dicono, nella loro cultura è normale che le donne restino incinte a quella età, senza costrizioni o violenze. Il 32enne sostiene infatti che tra lui e la tredicenne ci sia amore vero. La famiglia della bambina si è rivolta a un avvocato trevigiano per cercare di riavere la figlia quanto prima a casa. Un arresto, 5 indagati ed il sequestro di 31.000 pasticche di metanfetamina, nota come droga della pazzia. È il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Venezia tra Mestre e Roma. Ci aggiorna al telefono da Venezia Filippo Fois, buongiorno. Sì, buongiorno da Mestre. Un arresto e 5 indagati e il sequestro di 31.000 pasticche di metanfetamina, comunemente nota come Iaba, il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Venezia effettuata tra Mestre e Roma. Un decreto di perquisizione spiccato dalla procura lagunare a carico di 6 bengalesi tra Mestre e Roma ha portato per l'appunto al sequestro di queste 31.000 pasticche nascoste a Roma nel sottofondo di una valigia. Al mercato sono state valutate per un valore complessivo di oltre 200.000 euro, più altre 25 pasticche sono state rinvenute a Mestre. Complessivamente si tratta del più ingente sequestro di questo tipo di stupefacente mai avvenuto in Italia. La Iaba, o detta anche droga della pazzia, è una potente miscela di metanfetamina e caffeina a basso costo che induce un forte stato di euforia, ma se non viene assunta continuamente può portare a stati d'ansia, depressione e persino al compimento di gesti estremi, oltre a provocare danni irreversibili al sistema nervoso centrale, quindi si tratta di una droga molto pesante. Abbiamo detto che ci sono 6 denunce, l'arresto invece è avvenuto a Roma. Si tratta del 40enne che è stato poi trovato con la droga nascosta nel sottofondo di una valigia. Naturalmente maggiori dettagli su questa operazione dei carabinieri di Mestre saremo in grado di fornirveli nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Per ora da Mestre è tutto e vi restituiamo la linea. Ed ancora cronaca, perché una donna è stata rapinata durante la notte a Vicenza da un uomo che l'ha minacciata con una siringa. Sull'episodio indagano i carabinieri.
Minacciata con una siringa e rapinata. È accaduto durante la notte a Vicenza, vittima una 53enne di Torri di Quartesolo. I carabinieri stanno indagando infatti su quanto è avvenuto in via Eretenio a Vicenza. La donna stava raggiungendo la sua auto parcheggiata lungo la strada quando improvvisamente le si è avvicinato uno sconosciuto che impugnava una siringa. Spaventata, la signora non ha reagito e minacciata ha consegnato all'uomo il denaro che aveva con sé, ovvero solo 10 euro. Il malvivente è poi fuggito a piedi per le vie della zona. La vittima, forse anche preoccupata di allontanarsi più in fretta possibile, ha avvisato i carabinieri solo una volta tornata a casa. I militari ora, sulla base del racconto della donna, stanno indagando, cercando anche immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che possano contribuire a identificare il rapinatore. Dal Trevigiano la storia di maltrattamenti su un 85enne da parte del figlio che gli infliggeva anche scariche elettriche con il taser. 50enne di Treviso, condannato a 3 anni di reclusione per aver maltrattato il padre 85enne, arrivando a usare contro l'anziano genitore addirittura un taser, una pistola a scariche elettriche che infliggeva al pensionato sul viso e in testa, e poi le botte, i pugni, gli sputi e la violenza psicologica con continue offese, anni di vessazioni iniziate dopo la morte della madre, quando i 2 uomini sono rimasti soli. Il figlio ha iniziato a essere violento, arrivando a vere e proprie torture. Nel 2017 l'episodio più grave, l'anziano è stato spinto a terra, trascinato in bagno, preso per il collo, poi le scariche elettriche, malgrado le suppliche del genitore di smetterla. In pronto soccorso è stato chiaro ciò che era successo. L'85enne ha così deciso di denunciare il figlio, che è stato allontanato dalla casa familiare ed è finito poi a processo per maltrattamenti e condannato a 3 anni di reclusione. L'accoglienza dei migranti a Cona, ora è stato chiesto il processo per 3 ex prefetti ed ex funzionari della prefettura di Venezia. Sentiamo. Sono accusati di falso e rivelazione del segreto e per questo nei loro confronti è stato chiesto il rinvio a giudizio. Nel mirino della Procura di Venezia 2 ex prefetti, sempre di Venezia, per la gestione del campo profughi di Cona. Il processo chiesto nei confronti di Domenico Cuttaia e Carlo Boffi, insieme all'ex viceprefetto, sempre di Venezia, Vito Cusumano, ora prefetto a Bolzano. Chiesto in rinvio a giudizio insieme ad altri 4 funzionari sempre dell'ufficio di governo a Venezia nell'ambito della stessa inchiesta e legata alla gestione del campo profughi di Cona. Secondo l'ipotesi accusatoria dei PM Lucia D'Alessandro e Federica Baccaglini, gli ex prefetti con gli altri funzionari dello Stato avrebbero annunciato le visite ispettive al centro di Cona, alla cooperativa Edeco che la gestiva, in modo da evitare contestazioni. Per gli altri indagati, invece, la Procura procede per l'ipotesi di reato per frode nelle forniture e truffa. Di fatto avrebbero tollerato che i titolari della Edeco non rispettassero i termini del capitolato d'appalto. Sarebbero venuti meno i controlli sul numero di operatori per l'assistenza ai migranti, così come a quello dei medici per l'assistenza sanitaria prevista. La struttura di Cona, una volta scattata l'inchiesta, è stata progressivamente alleggerita quanto al numero di ospiti per poi essere definitivamente chiusa. Denuncia a Vigo d'Arzere per il proprietario di un terreno agricolo che non ha saputo spiegare da dove venisse il materiale che era stato sparso sul suo campo. 4.000 metri cubi di terra pronta a essere distribuita nel campo. A precisa domanda dei carabinieri forestali di Padova, il proprietario dell'appezzamento non ha saputo spiegare da dove arrivasse quel terreno che l'uomo, un 50enne di Vigo d'Arzere, stava per spargere per poi livellarlo. Mancando qualsiasi documento che ne garantisse la provenienza, il tracciato della terra obbligatorio come quello della filiera alimentare, quel terreno è diventato per i militari rifiuto e per il proprietario è scattata la denuncia con l'accusa di gestione illecita del prodotto. Le indagini proseguono per verificare la natura pericolosa o meno dei rifiuti e dare avvio, se necessario, alle eventuali operazioni di ripristino. Restiamo a Padova perché il prossimo potrebbe essere un sabato di tensione in città. I militanti del Gramigna, dopo lo sgombero dell'ex torrefazione Vescovi, preannunciano una protesta. L'annuncio è arrivato attraverso i social. Sabato 12 ottobre i militanti del Centro Popolare Gramigna sono pronti a manifestare contro i padroni della città. Questo è lo slogan rilanciato sulla loro pagina Facebook. La protesta arriva a quasi una settimana dallo sgombero dell'ex torrefazione Vescovi dopo 29 giorni di occupazione.
L'allerta è alta perché l'intenzione dei manifestanti è quella di attraversare il centro della città, ma il percorso richiesto dai militanti non è ancora stato autorizzato dalla questura, anche se l'intenzione è quella di partire alle 15 dal parcheggio del Vescovi ed arrivare in Piazza dei Signori. Intanto, oltre ai 7 indagati per l'occupazione, presto potrebbero scattare nuove denunce per il piccolo corteo non autorizzato che si è svolto domenica durante i momenti dello sgombero. Canoni Ater, ormai addirittura d'arrivo i correttivi annunciati dalla Regione del Veneto saranno una risposta ai casi più fragili ma anche ai 14.000 veneti in graduatoria per un alloggio popolare, ha spiegato l'assessore al sociale Emanuela Lanzarin. Io credo che nel giro di una decina di giorni avremo un provvedimento da portare in giunta. Dunque manca poco per i correttivi alla legge regionale che ha rivisto i canoni Ater suscitando polemiche, proteste e manifestazioni degli affittuari. Lo scorso 30 settembre i 7 nuclei tecnici, uno per ogni provincia, hanno terminato di visionare 5.000 casi. Da questi 5.000 casi stanno predisponendo oggi una griglia di correttivi, di modifiche che poi verranno sottoposte al tavolo di monitoraggio previsto in legge in cui siedono anche i sindacati, i comuni, oltre alle Ateri. I correttivi riguarderanno soprattutto anziani e disabili, cercando appunto di salvaguardare quelle persone che comunque hanno la pensione sociale, hanno messo via un po' di soldi e oggi in base al criterio dei 20.000 euro di ISEE avrebbero delle difficoltà a mantenere l'alloggio. La Regione è al lavoro anche su altri parametri come quello del TFR o di eventuali rimborsi assicurativi che in alcuni casi hanno provocato un aumento sostanziale dei canoni d'affitto. I correttivi, spiega l'assessore Lanzarin, sono una risposta agli inquilini più fragili da un lato e dall'altro a coloro che sono in attesa di un alloggio popolare. 14.000 in graduatoria veneti, quindi insomma persone che aspettano e che sono sotto la soglia dei 20.000, la soglia di accesso. Chi oggi ha delle caratteristiche per cui abbiamo trovato che ha proprietà mobiliari o addirittura ingenti somme immobiliari, i 200.000, i 300.000, insomma i 400.000 euro messi via, noi crediamo insomma che questi possano anche benissimo trovare delle soluzioni diverse. Il codice dei beni culturali parla chiaro, ne parleremo tra poco, subito dopo la pubblicità. Linea alla regia. Il codice dei beni culturali parla chiaro e alla luce di questo non si capisce perché si stia ancora a discutere sul prestito al Louvre del disegno dell'uomo vitruviano. A dirlo la presidente della sezione di Venezia di Italia Nostra. Sentiamo. All'indomani della decisione del TAR di sospendere il prestito al Louvre del disegno conservato alle gallerie dell'Accademia dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, la presidente della sezione Venezia di Italia Nostra, l'associazione che ha presentato il ricorso, spiega cosa stabilisca il codice dei beni culturali in merito a determinate opere. Il problema non è che l'opera se ne vada da Venezia per poche settimane, perché sicuramente Venezia ne potrebbe anche fare a meno, ma il punto è che il codice dei beni culturali prevede che tutte le opere che fanno parte di un fondo principale di un determinato museo non possano valicare i confini della Repubblica, e questo è il caso dell'uomo vitruviano che fa parte del fondo principale del museo delle gallerie dell'Accademia. Il disegno a penna e inchiostro è talmente delicato da poter essere esposto solo per 3 mesi ogni 5 anni. Ecco perché Italia Nostra evidenzia un altro aspetto inserito nel codice. C'è anche un'altra disposizione sempre del codice dei beni culturali che dice che non possono essere portate all'estero delle opere particolarmente fragili, e questo è il caso dell'uomo vitruviano. Disposizioni precise dunque, scritte nero su bianco e di cui non ci sarebbe nemmeno da discutere, eppure ci meravigliamo moltissimo di questo perché il codice è chiarissimo, prevede questo, quindi tutto il resto è un sovrapporsi della politica di altre riflessioni su invece la corretta tutela, e noi per questo agiamo per la corretta tutela e il rispetto della legge. Non resta che attendere la discussione in Camera di Consiglio prevista per il 16 ottobre.
Se dovessi dare un voto al sistema scolastico così com'è, gli darei 4, a dirlo l'assessore regionale Donazzan, facendo un focus sulla situazione attuale del sistema scolastico che con l'autonomia sarebbe decisamente più efficiente. Sentiamo. Mancano personale docente di materie significative in scuole di indirizzo, cioè mi capita non di rado di sentire che manca l'insegnante di matematica in qualche liceo o l'insegnante di materie scientifiche in qualche ITIS. È evidente che così la scuola non può funzionare. Questa è la fotografia della situazione scolastica ad oggi in Veneto, denuncia l'assessore regionale alla formazione. Una scuola senza dirigenti, senza insegnanti, con carenza di personale. Se facessi l'elencazione delle follie diremmo che è il peggiore dei sistemi possibili. Abbiamo un insieme di graduatorie di istituto, graduatorie ad esaurimento, graduatorie da concorso, poi abbiamo insegnanti che sono stati licenziati diplomati magistrali, cioè insegnanti delle scuole elementari che insegnavano da 18 anni, licenziati retroattivamente. Da assessore al lavoro non mi è mai capitato che un'azienda licenziasse dicendo no, ti licenzio, però vale 2 mesi prima questo licenziamento. Insegnanti che sono lasciati a casa e poi chiamati per percorsi massimo annuali o supplenze. E questo è un sistema che non può funzionare, no? Così come non si può arrivare ad ottobre e chiamare a caso l'ingegnere che non riesce a lavorare, l'avvocato che non riesce a far quadrare il bilancio per metterli a scuola. Non si entra a scuola come se fosse il rifugio peccatorum. La scuola è, dicono, anche questo governo la metteremo al centro. Al centro si mettono le cose importanti, si sa fare programmazione. Io li boccerei, ecco, se dovessi dare un voto al sistema scuola italiano così com'è programmato gli do 4. Questa situazione porta Donazzan a evidenziare ancora una volta la necessità dell'autonomia per la nostra regione. A livello centrale il Ministero cambia i ministri ma non cambia assolutamente nulla, continua a pensare di non dover dare l'autonomia proprio a noi nell'ambito scolastico, cosa che chiediamo facendo riferimento a Trento. Trento ha un'autonomia piena, decide i concorsi, decide i presidi, decide i concorsi per i docenti, non mi pare che si sia spaccata l'Italia. Scattano a Treviso le super multe per chi maltratta gli animali, sanzioni che arriveranno fino a 400 euro, il giro di vite voluto dall'amministrazione comunale. Rischiano multe fino a 400 euro chi ha un animale e lo maltratta. È stato approvato nell'ultima aggiunta l'inasprimento delle sanzioni per le violazioni del regolamento di polizia urbana e del regolamento per la tutela del benessere degli animali. Insomma, dopo la decisione di far entrare gli amici a 4 zampe in municipio, arriva il nuovo giro di vite. Credo fortemente che gli animali siano parte integrante delle nostre vite e della nostra quotidianità, spiega il sindaco Mario Conte. Sanzioni che scatteranno quindi dal 1° di novembre. Il maltrattamento è tenere i cani in catena, che è già vietato dalla legge regionale, tenere cani chiusi dentro in ambienti molto angusti, maltrattarli in generale, purtroppo comportamenti che non possono essere standardizzati. Ovviamente sarà poi compito degli agenti capire se quell'animale è maltrattato anche in base all'accertamento dell'ASL, del veterinario dell'ASL. Gli agenti di polizia effettueranno i controlli sia su segnalazione di cittadini che di iniziativa. Nel nostro pattugliamento del territorio gli animali vanno comunque valutati, visti, guardati, controllati. Molte segnalazioni arrivano, alcune non sono suffragate da effettivi problemi degli animali e ci confrontiamo naturalmente spesso con i veterinari dell'ASL. Ed ancora 400 euro di multa a chi abbandona gli animali, ma anche chi cattura, detiene e commercia fauna autoctona. Non solo, la super sanzione sarà elevata anche a chi sparge sostanze velenose nel suolo, ma anche a chi offre animali in premio o in vendita nell'ambito delle feste e manifestazioni pubbliche. Insomma, nulla sarà più tollerato, nemmeno gli atti di vandalismo. Sì, perché sono aumentate anche le sanzioni per chi sporca e imbratta edifici pubblici. Abbiamo un'ultima ora di cronaca che ci arriva da Treviso, è relativa ad un incidente stradale che si è verificato questa mattina poco dopo le 11:30 in via Marmolada tra Spresiano ed Arcade. Siamo appunto nel Trevigiano. Un mezzo pesante, un furgone carico di bombole è andato contro una centralina del gas e entrambi i mezzi poi hanno urtato una centralina dell'Enel sul
sul posto stanno operando 5 squadre dei Vigili del Fuoco. Maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale. E restiamo ancora nel Trevigiano perché ad aggiudicarsi all'asta gli impianti sportivi dell'ex tennis Zambon in via Ghirada è stato l'ex campione Adriano Panatta. Sentiamo. Lui ha vinto la Coppa Davis nel 76 e adesso ha vinto un'altra Coppa Davis personale, intendo aggiudicandosi il tennis Zambon. Lui è il campione di tennis Adriano Panatta, trevigiano d'adozione. Con un'offerta di 550.000 euro si è aggiudicato all'asta lo storico tennis Zambon di via Ghirada. In vendita per 1 milione di euro è arrivato a un ribasso d'asta di circa 300.000. Panatta ha subito rilanciato scalzando i concorrenti. Sono molto felice di aver acquisita Adriano Panatta perché con lui può svilupparsi molto bene e avrà un grosso risalto a livello internazionale. Spero che possa andare molto bene avanti, ma i progetti lui ha, essendo anche geometra, ha già in testa quello che vuole fare. Un progetto ampio di riqualificazione di quell'area che in passato, insieme alla Ghirada di Benetton, aveva costituito un polo sportivo di primo livello nazionale e internazionale. Non a caso Zambon spera di far parte in qualche modo del nuovo corso che Panatta vuole imprimere al tennis trevigiano. Felice dell'epilogo della lunga, travagliata storia di quegli impianti anche il sindaco Mario Conte. Il comune era stato uno dei papabili acquirenti, salvo poi ritirarsi. Per Treviso un nuovo tassello della sua seconda vita sportiva. La città non può essere che soddisfatta di questa operazione che vede un'area molto importante dello sport, l'ex tennis Zambon, adesso passare in mano a uno storico campione del tennis che sicuramente metterà in pista un progetto importantissimo per la nostra città, quindi noi siamo assolutamente soddisfatti. Adesso ci incontreremo con l'amico Adriano e capiremo un attimo la progettualità. Ho visto delle prime bozze e devo dire che è un progetto di altissimo livello e quindi un valore aggiunto per la nostra città. Tragedia del Vajont, ieri la commemorazione dei 56 anni dell'immane disastro e ieri sera Antena 3 ha dedicato con la nostra prima serata alla memoria di quel tragico evento con la trasmissione dei nostri documentari per raccontare quanto accaduto 56 anni fa ed è stato record di ascolti a testimonianza di quanto il ricordo di quella tragedia come la volontà di non dimenticare e di saperne di più sia ancora molto vivo tra i veneti. E di ambiente, di cambiamenti climatici, di riscaldamento globale si parlerà oggi a ore 13, ospiti in studio il meteorologo Giancarlo Ianicelli e il geologo Giorgio Barro, e di mutamenti climatici si parlerà anche questa sera a partire dalle 20:10 con il professor Tommaso Anfodillo, ecologo forestale, ed il professor Pietro Zangheri, geologo. È tutto dunque, vi lascio tra pochissimo ad ore 13, grazie per essere stati con noi, come sempre in chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo. Un buon pomeriggio. Bentrovati al meteo. La perturbazione abbandona l'Italia e dunque nel nostro territorio torna ad essere asciutto e stabile dappertutto. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di giovedì 10 ottobre. Sul Veneto avremo qualche addensamento al mattino, ma col passare delle ore il sole sarà decisamente più prevalente su tutti i settori. Temperature stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 9 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino, in esaurimento però con il passare delle ore, quando poi tornerà ad essere soleggiato dappertutto. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra i 20 e i 21 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato, il cielo sarà poco nuvoloso ovunque, solo con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 21 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.